Incontro con l'autrice Camilla Ghiotto alla Perilibro della Bassanese di Bassano del Grappa, organizzato venerdì 28 aprile. La Perilibro è un format culturale che combina l'incontro con l'autore e l'aperitivo offerto dalla libreria al termine dell'evento. Durante l'incontro, Camilla Ghiotto ha presentato il suo libro Tempesta, edito da Salani, che racconta la storia di suo padre, un partigiano della Resistenza italiana. È un libro intimo nel senso che parte dalla mia storia vera, perché è un libro che consiste in capitoli alternati, tra cui alcuni sono scritti da me e alcuni sono scritti da mio padre. Lui adesso non c'è più, ma io subito dopo la sua morte ho trovato questi manoscritti in cui aveva raccontato di quando è stato partigiano. Quindi è praticamente un dialogo tra due voci di due personaggi in realtà coetanei, perché la figlia di quest'uomo è in parte autobiografico ma anche romanzato, ha 17 anni, e ovviamente il padre da partigiano ne ha 19, quindi è un po' un dialogo tra padre e figlia in due epoche diverse ma anche tra due generazioni. Due epoche diverse che si incontrano sul tema della libertà. Sì, sul tema della libertà, perché mio padre mi ha sempre detto: io sono diventato partigiano perché ho seguito una legge morale che era dentro di me, no? E quella legge morale è qualcosa che appartiene ai giovani e in generale alle persone di tutte le epoche, e secondo me è lì che nasce la libertà, perché saper riconoscere dentro di sé quella legge morale ci permette di avere una nostra libertà, prima di tutto intima e personale, e poi di cercare di tradurla nelle battaglie o nei valori che più ci rappresentano, che più ci rispecchiano, e quindi è una libertà che non ha tempo e che in un certo senso è eterna. L'incontro è stato moderato da Giacomo Mazzariol, scrittore e sceneggiatore. Il libro sottolinea l'importanza del viaggio per trovare una nuova prospettiva e aprirsi al mondo, all'amicizia e all'amore. Perché io e mio padre avevamo 75 anni di differenza, quindi questo salto generazionale era bello lungo, diciamo, e quindi crescendo è prevalsa un po' la distanza, o comunque il senso di distanza che può provare una bambina con un padre comunque ottantenne, poi novantenne, per cui sono un padre e una figlia che hanno poco in comune, non hanno un linguaggio comune, non hanno punti di riferimento comuni, e quindi ho voluto raccontare proprio cosa significa essere figli, anche dove la distanza non dipende dalla volontà di uno o dell'altro dei personaggi, ma dipende proprio da un ostacolo insormontabile, perché anagrafico, diciamo, e quindi questi due personaggi hanno modi di conoscersi che sono anomali, che sono anche maldestri, che a volte non funzionano, ma che poi si risolvono nel conoscersi attraverso appunto questi scritti. E quindi poi, ora che sono più grande e posso avere più consapevolezza di quella che era la sua storia prima che lo conoscessi, prima che esistessi, diciamo.